Buongiorno e bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura le frasi ingiuriose di minacce molto pesanti arrivate alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni inerente ai provvedimenti previsti dalla legge di bilancio e su tutti l'abolizione del reddito di cittadinanza. Addirittura un utente ha minacciato di morte lei e la figlia nel caso in cui dovesse togliere il beneficio. Solidarietà è arrivata trasversalmente dal mondo della politica e in particolare dai suoi alleati. Scossa questa mattina a Sant'Alfio, in provincia di Catania, alle 8:11 si è registrato un terremoto di magnitudo 2,6 a circa 1 chilometro a est dal comune Teneo e a una profondità di circa 9 chilometri. A registrarlo è stata la sala operativa INGV di Catania. Fortunatamente non risultano danni a persone o cose. La polizia di Siracusa ha arrestato un uomo di 37 anni di origine nordafricana accusato di tentata violenza sessuale, minaccia aggravata e lesioni. La vittima è una donna di 30 anni, anche lei straniera, ma secondo i primi accertamenti i due non sarebbero conviventi ma avrebbero avuto una breve frequentazione. Lui avrebbe voluto riallacciare i rapporti con lei, ma lei non era interessata. L'insistenza dell'uomo lo ha portato ad avvicinare la trentenne a Cassibia, alla periferia sud di Siracusa, e dopo averla incrociata in strada avrebbe tentato un abuso. La donna avrebbe fatto resistenza ricevendo botte e minacce che l'hanno costretta a recarsi al pronto soccorso per essere curata. Divampa un maxi incendio in un capannone della ditta edile Caradonna in via Alberto Favara a Salemi, in provincia di Trapani. Le fiamme hanno letteralmente divorato tutto il materiale che si trovava depositato all'interno della struttura in acciaio di 800 metri quadri. Cataste di legna per la produzione di pelle, 2 escavatori e un muletto in particolare. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Castelvetrano e Mazzara del Vallo per le operazioni di spegnimento del rogo. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash a mezzogiorno. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.